Riscoprire il senso del noi e il valore della comunità davanti al presepio. Ecco gli auguri di Natale del patriarca Monsignor Francesco Moraglia in questa vigilia. L'augurio che io faccio è che chi ci ascolta si sia preparato a questo momento, perché il Natale lo si vive come evento spirituale se si è in qualche modo camminato verso questa realtà che è così fondamentale per la vita dei cristiani. Stiamo uscendo fuori dalla pandemia, siamo nel centro di una guerra di cui non sappiamo ancora quali che saranno gli esiti finali, quindi al di fuori di ogni retorica è che il mio augurio è che il Natale possa essere veramente un rinnovare l'umano a partire da quello che il Vangelo ci dice è il centro dell'umanità, cioè il cuore dell'uomo. Guardiamo al presepio, il presepio ci dice camminiamo insieme guidati dal Signore. Due umanità bellissime come quello della Vergine Santissima e di San Giuseppe che si prendono cura di un bambino e quel bambino è la salvezza del mondo.